Draghi ben venga, è giunto il suo momento, vedremo come andrà, è il frutto di una crisi profonda che la si vede in tutto il mondo. Chi è che si immaginava una scena come quella di Capitol Hill? Eppure è capitato nella prima potenza mondiale, non in Pakistan o in Burundi, ma a Washington. È una crisi più profonda che non riguarda solo i palazzi romani, quella che ha investito il paese, e ad esserne convinto è uno dei principali politologi italiani, il trevigiano Paolo Feltrina, che dà per scontata, quasi ineludibile, la formazione del governo Draghi. Ovvio di sì. Quando si è con le spalle al muro. Certo, ci sono forze politiche più in difficoltà di altre nel sostenere l'ex presidente della BCE, ma in politica la via maestra è soltanto una. In politica si fanno i compromessi e quindi nei momenti di difficoltà chi è più in difficoltà fa il compromesso. Oggi chi è più in difficoltà è Salvini e Salvini farà i debiti compromessi. Salvini, sul quale aleggia oggi più che mai l'ombra del Deus ex machina Giorgetti, profetico in una sua intervista del dicembre scorso al Corriere della Sera. Dove prevedeva che dopo le elezioni di Biden Renzi avrebbe preso l'iniziativa, Conte sarebbe caduto e sarebbe arrivato Draghi. Biden è stato eletto il 20 gennaio, Conte è caduto il 1 febbraio, Draghi è arrivato il 3 febbraio.